L'addio di Renzi al PD è nell'aria da tanto tempo. Francamente accade in un momento che appare poco comprensibile, perché esattamente quando lui propone, completamente cambiando la sua proposta iniziale, di fare un accordo con i 5 Stelle, proprio quando il Partito Democratico va in questa direzione, che è quella suggerita da lui decide di uscire dal PD. Il PD, Simonetta Rubinato, l'ha vissuto dal di dentro e sulla sua pelle, verrebbe da dire, essendo stata esclusa dal dibattito politico nel partito, isolata per l'appoggio all'autonomia. Le dinamiche che guidano mosse come quella compiuta da Matteo Renzi le conosce da vicino. Costituendo 2 nuovi gruppi, sostanzialmente è come se ci fosse un'altra gamba accanto a quella del PD, a quella del Movimento 5 Stelle, a sostegno del governo, e quindi il governo, Conte, dovrà contrattare, e anche Di Maio e Zingaretti dovranno contrattare con Renzi quelle che sono le scelte legislative, le scelte di tipo finanziario e anche le scelte sulle nomine di chi dirigerà le partecipate pubbliche. Diventa un ago della bilancia in grado di sostenere il governo o di staccargli la spina. Interesse a staccarla la spina ovviamente ora non ne ha. Prima, dice Rubinato, deve radicare nel territorio il suo movimento. Con Matteo Renzi, l'ex parlamentare del Partito Democratico, in comune ormai ha solo l'idea del nome del rispettivo progetto politico. Un anno fa era nato Veneto Vivo, mentre l'ex segretario PD, lasciato il partito, si è messo alla guida di Italia Viva. Chissà che questa assonanza non possa portare a percorsi comuni, magari alle regionali del 2020. Fa piacere che quelli che hanno studiato evidentemente il marketing di questa operazione di Renzi abbiano pensato che Italia Viva sia un bel nome. Noi nel nostro piccolo ci avevamo pensato da piccoli artigiani in casa. Comunque, se è una coincidenza ovviamente, però se Matteo vuole confrontarsi sui temi dell'autonomia e del federalismo, siamo qui per dirgli qual è la nostra idea.